12 dicembre, trasmissione mattinando questa, in una giornata abbastanza grigia, devo dire, uggiosa e piovosa. Eccola qua, era preannunciata. Renato Toscano ancora qui, approfitto della tua presenza. Buongiorno Renato. Grazie Lucio, buongiorno a te, naturalmente un buon programma, un buon fine settimana. Parliamo un po' del Carbonia, così come abbiamo detto prima, insomma la formazione mineraria. Non dobbiamo smettere mai di parlarne, No. almeno fino a quando non si riuscirà a risolvere questo problema. Allora ti dico Lucio, la novità, Sì. ho avuto ieri una notizia da parte del presidente Stefano Canu. Il Carbonia sta cercando assolutamente di riallacciare i rapporti con l'amministrazione comunale, ha fatto un gesto di buona volontà, ha versato un bonifico di 1.000 euro, insomma c'è per dire ci mettiamo il pagatori. pagatori. Sì. Nel frattempo l'amministrazione comunale non ha più mandato nessuna comunicazione alla Carbonia, ricordiamo, chiuso i cancelli, tutti i cancelli sbarrati, non si può più entrare allo zoo. Il Carbonia ha grandi difficoltà perché si deve portare agli allenamenti uomini da massaggio, a Siliqua, non può giocare nel suo stadio storico. Ecco, da parte dell'amministrazione che cosa dicono? Come giustificano questo fatto? Perché voglio dire, ok, la squadra del Carbonia, la società deve 11.800 euro. Ecco qua, 11.800 euro. Ecco, nel frattempo cosa facciamo? Mandiamo via la squadra, mandiamo via i giocatori, i tifosi non possono andare a vedere, cioè un danno per tutta la città se vogliamo. Dopo che la squadra dopo 30 anni è nuovamente in un campionato nazionale. Quindi un minimo sforzo buona volontà, lui. Bravo, un po' di buona volontà. Basta, nella lettera che ha mandato Stefano Canu gli ha detto va bene, noi siamo anche disposti nuovamente a riallacciare i rapporti e anche a chiudere questo contenzioso definitivamente. Sì. Insomma, diteci qualcosa. Certo. Cioè, chiamati. Io credo che con un po' di buona volontà, davvero un po' di abbonamenti, se si chiede alla popolazione stessa 50 euro, chi è che non li mette per poter andare a vedere? Ma c'è stata anche la proposta dei consiglieri d'opposizione che hanno detto potrebbe il comune erogare un finanziamento che spetta alla squadra della città ogni anno, un aiuto da parte del comune e azzerare quell'importo. Insomma, si potrebbe fare anche un'operazione del genere. Si può fare questo se c'è buona volontà, sì, è stato fatto anche in passato, lo sappiamo perfettamente perché lo ha detto anche l'ex sindaco Torrecherchi. Pubblicamente. Quindi quando c'erano le altre persone facevano questa cosa. Perché non si può fare adesso? Perché? Il Carbonia comunque ha detto vabbè, ok, mettiamo sul piatto anche tutti i soldi, aveva chiesto un dilazionamento del pagamento, non c'è stata risposta, probabilmente non è stato accettato, per cui a questo punto Stefano Canu dice con tutti i problemi che abbiamo, ok, facciamo uno sforzo, mettiamo i 10.000 euro ancora che mancano e basta, e apriteci nuovamente lo stadio. Domani si giocherà a Giba, sta girando tutto il Sulcis il Carbonia. Perché questo? Che bella figura che facciamo. Ecco. Io veramente, l'abbiamo detto 1000 volte, abbiamo anche chiamato il sindaco. Facciamo la figura che ci meritiamo di fare, perché purtroppo è questo. I dati sono questi, noi non ce l'abbiamo personalmente con nessuno, però anche noi insomma che viviamo questa città l'abbiamo vissuta e ci teniamo davvero tanto, vorremmo che almeno su queste cose, ce ne sono altre cose che non funzionano, ma non stiamo lì a fare i pinnicosi perché poi davvero sembra che vogliamo attaccare, ma come hai detto tu, la buona volontà non ha bisogno di danaro. Mio padre che ha 94 anni, che non si è mai occupato di calcio eccetera, ha detto ma possibile che per una stagione finalmente voi Carbone, hai detto tu giusto Lucio, dopo 30 anni torna a giocare in un campionato nazionale? Cioè dobbiamo mandare via la squadra, forse è l'unica cosa in questo momento in questa città che può tenere alto il nome di Carbone. Non c'è altro. Quindi facciamo un appello ancora. Ogni ruolo, ogni come posso dire, riferimento. Non ce ne sono. Prima Carbone in qualche modo, attraverso naturalmente la sua politica, i suoi politici, l'economia. Potevamo dire di tutto, potevamo criticare perché chi amministra poi è sempre soggetto a questo. Ok, e lo si fa, voi per partito preso, voi per simpatia, antipatia, ma davanti a una cosa di questo tipo, cioè cosa possiamo dire? Quali giustificazioni possono dare? Non si può fare, no? Ma stiamo parlando di 10.000 euro, ragazzi.
Sì. Cioè 10.000 euro e la squadra viene allontanata così dalla propria città. Sì. Dai, un po' di intelligenza. Sì. Solo questo. Diciamo. Una vergogna. È una vergogna storica, possiamo dire. È un marchio brutto che credo rimarrà. I cittadini non se lo dimenticheranno neanche. Stiamo andando incontro alle elezioni. Esatto. A volte l'intelligenza invece porta ad essere accondiscendenti su certe cose. E non deve essere una cosa così, siccome a me il calcio non piace, non lo seguo, che non ci interessa. Questa è una cosa della città. È un orgoglio della città. Ma poi quello stadio, Lucio, è uno stadio storico, è così un po' come il campanile. Io stamattina con Liliana siamo passati in piazza, ecco, bello, devo fare complimenti, bello l'albero di Natale, veramente è bello, sono stati bravi, dobbiamo dirlo. Esatto. In quel contesto sta benissimo con quel campanile, l'ho visto alle 7 del mattino, è bellissimo. Ecco, facciamo i complimenti. Però ci sono tante altre cose che bisogna fare, non solo gli alberi di Natale. Oltretutto la regione ha dato 100.000 euro per questo finanziamento, per mettere in moto a norma questo impianto storico. Esatto. Che è nato insieme alla città. Quindi la regione mette 100.000 euro, il comune non trova 10.000 euro. È questo, io non riesco a capire. Ho parlato con altri sindaci, siamo amici tutti, Luce, noi abbiamo amici sindaci qua del Basso Sulci. Hanno detto si possono reperire i fondi. 10.000 euro cosa sono per un comune come Carbone? Poi ovviamente loro dicono ci sono tante altre problematiche, le persone che non hanno da mangiare, ma questo lo sappiamo. Ma questa è la squadra del cuore di tutti noi cittadini di Carboni e non solo. Per cui si metta a mano alla coscienza, lo dico sempre, è il sindaco e chi gestisce questa città e regali nuovamente, lo faccia come regalo di Natale. La prossima partita, non quella di domani, ma la prossima, il 23 di dicembre, alla vigilia di Natale, apra quei cancelli. Vogliamo questo regalo di Natale. E qui chiudiamo. Va bene, ti ringrazio. Grazie Lucio. Ti faccio complimenti ancora per il tuo impegno, per tutto quello che fai. Anche Ugo Bulgarelli naturalmente sempre presente, sempre qui, quindi domani gioca. Domani 14:30 a Giba in diretta. Si gioca a Giba. Ma si può andare a vedere? No, si gioca a porte chiuse ancora per questo problema del Covid. Ma quindi anche a Carbonia si giocherebbe a porte chiuse? Ancora sì. Non con un numero ristretto? No, ancora no, perché la Lega Nazionale ha deciso per il momento di quando si... bisognerà aspettare, forse al nuovo anno, vediamo. Insomma, comunque la situazione Covid sta migliorando. Anche se a Carboni sono stati molti casi, eccetera. Però ieri quanti ne abbiamo avuto? 19 Sì, 19 però sembrerebbe che a Carboni, a parte forse qualcuno purtroppo ci ha lasciato, qualche persona molto anziana, sembrerebbe che sia molto leggero e che non crei davvero grandi problemi, insomma, per la maggior parte delle persone. Va bene. Auguri comunque a tutti, buon fine settimana. Grazie Lucio. Andiamo avanti.